Il Consiglio Comunale di Treviso ha approvato quasi all'unanimità, un solo contrario, le liberalizzazioni degli orari per gli pubblici esercizi. Adesso in città chi vuole tenere il bar aperto fino alle 4 di notte potrà farlo. Questo in forza alle liberalizzazioni approvate dal governo con il decreto Salva Italia e il sostegno all'imprenditoria. Basterà darne comunicazione al comune che valuterà la richiesta. Quindi l'ipotesi di una movida notturna a Treviso è ora più vicina, anche se la nuova ordinanza, che verrà pubblicata entro la prossima settimana, dovrà essere valutata dal comune e dovrà rispettare dei canoni di ordine pubblico e sicurezza, come a dire, la movida sì, ma in silenzio ed in ordine. E sono in molti già nel settore a nutrire qualche dubbio a riguardo. Beh, ti dico, Treviso siamo uno ogni 5-10 metri massimo, quindi io sarei stato pro numero chiuso. Il lavoro ce n'è, però il periodo è quello che è, quindi più siamo, meno si lavora, quindi più scontento ci sarà. L'importante è che adesso il comune non si metta a fare troppe problematiche se organizziamo qualcosa al di là della mezzanotte, perché se iniziano a bloccarmi sempre, allora là dico ci penso un attimino. Che era ora, che siamo l'unica provincia d'Italia che è indietro con gli orari delle manifestazioni, anche sulla musica dal vivo, che dobbiamo spegnere alle 11 quando iniziamo a lavorare, che i vigili stanno facendo un servizio di stalking perché alle 10 di sera ti fanno spegnere gli impianti perché dicono che non possiamo attirare la gente dentro. E siamo, come al solito, siamo l'ultima provincia d'Italia, tanta avanti per certe cose, ma tanti indietro per il movimento notturno, della movida notturna. Secondo me è ora che Gentilini si dimetta e che ricominciamo a vivere questa città che è stupenda. Ma